Nello scontrino i clienti del bar e ristorante troveranno una voce in più, Covid-19, ma sarà uno sconto anziché un rincaro. E vogliamo avere un po' di fiducia e trasmettere questa fiducia ai clienti e quindi siccome partendo il 2 giugno avremo soltanto prevalentemente clienti del Venezia o delle immediate vicinanze e faremo una voce nello scontrino, una voce Covid che invece di essere una voce aggiuntiva è uno sconto Covid, quindi aggiungeremo allo sconto che offriamo direttamente come al solito ai clienti locali, offriremo il 10% di sconto Covid. L'iniziativa parte a Venezia da Stefano Cestarelli, titolare insieme alla moglie Francesca Massani dell'Hotel Villa Laguna al Lido. La coppia, di origini trevigiane, ha interessi imprenditoriali anche in Dubai, dove risiede. Se hanno fatto discutere i rincari al pubblico praticati da alcune attività per sostenere i maggiori costi di igienizzazione dopo la riapertura, ci sono anche esempi in controtendenza come questo. Il nostro obiettivo è di aprire intanto il ristorante per una piccola cena e il bar a partire da martedì 2 giugno e l'hotel siamo ancora in attesa di vedere quando si aprono le regioni, perché se non si aprono i viaggi e soprattutto dall'estero la nostra attività sarà sicuramente marginale, ridotta così tanto che non converrà tenere aperto. Sarà sicuramente un anno difficile, ma la volontà di ripartire c'è ed è forte. La mostra del cinema, meno male che è stata confermata perché dà un po' di fiducia. E diciamo che quest'anno la prospettiva è un anno praticamente perso. Noi se riuscissimo a non perdere o non perdere tanto saremmo già una buona cosa.